Nel cuore della Germania, tra le colline di Svevia, nacque Alberto Magno, un giovane destinato a lasciare un'impronta indelebile nella storia della Chiesa e della conoscenza. La sua vita iniziò come un capitolo silenzioso nei vasti campi di Bollstedt a Lauingen, ma presto si trasformò in un racconto epico di fede, saggezza e dedizione. Alberto, proveniente dalla nobiltà dei conti di Bollstedt, trascorse la sua giovinezza in questa atmosfera tranquilla ma intrisa di spirito curioso. La sua sete di conoscenza lo portò all'Università di Padova, dove, sotto l'influenza del beato Giordano di Sassonia, abbracciò l'ordine domenicano. Questo fu il punto di svolta che lo condusse lungo un cammino di studio e illuminazione. La sua mente brillante e la profonda spiritualità non sfuggirono all'attenzione degli studiosi dell'epoca. Asceso alle cattedre di Colonia, Ratisbona e Strasburgo e successivamente all'Università di Parigi, Alberto Magno divenne un faro di sapere, con San Tommaso d'Aquino tra i suoi discepoli più illustri. La loro connessione intellettuale si trasformò in un legame eterno, con Alberto che riconobbe e esaltò l'elevatezza di mente del giovane Tommaso. Tuttavia, la vita di Alberto non si svolse solo tra i libri e le aule accademiche. Nel 1254 fu eletto provinciale dei Domenicani in Germania e poi si trovò coinvolto in complesse questioni politiche e sociali. La sua capacità di mediazione e la sua dedizione alla pace lo resero una figura di grande rispetto. Nel 1260 una chiamata divina lo portò a diventare vescovo di Ratisbona, una diocesi bisognosa di riforma spirituale e finanziaria. Con il suo zelo e la sua vita apostolica, Alberto Magno rinnovò la diocesi, ristabilendo ordine, disciplina e finanze. Tuttavia, il suo cuore umile lo spinse a rinunciare alla carica vescovile, preferendo tornare al convento di Colonia, dove dedicò il resto dei suoi giorni alla preghiera, alla direzione spirituale e alla produzione di opere scientifiche ed ascetiche. La sua influenza non si limitò al regno spirituale. Nel 1263 Papa Urbano IV lo nominò predicatore della crociata per la Germania e altre regioni di lingua teutonica. Questa missione lo portò in un viaggio straordinario attraverso la Germania, dalla città di Ratisbona a Colonia, fino ai confini con la Polonia. Durante questo periodo, Albert trascorse del tempo a Würzburg, svolgendo il ruolo di pacificatore e continuando i suoi studi. Ma il crepuscolo della sua vita si avvicinava. Mentre insegnava, già ottantenne, perse improvvisamente la memoria. Piangendo, lasciò la cattedra e si preparò alla fine imminente. Morì il 15 novembre 1280, tra le lacrime e il compianto di tutta la cristianità. La sua tomba si trova nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea a Colonia, ma il suo spirito e la sua eredità persistono nell'eternità. Alberto Magno fu elevato all'onore degli altari nel 1622 da Papa Gregorio XV e canonizzato da Papa Pio XI nel 1931, che lo proclamò anche dottore della Chiesa. Papa Pio XII, 10 anni dopo, lo dichiarò patrono dei cultori delle scienze naturali,
sottolineando così l'ampia portata del suo contributo alla conoscenza umana e alla fede. La figura di Alberto Magno rimane una fonte di ispirazione, un faro che guida coloro che cercano la verità, la saggezza e la pace. Nelle pieghe del tempo, la figura di Alberto Magno si erge come un faro di saggezza e devozione. La sua vita è stata un inno alla conoscenza e alla fede, intessendo il tessuto della storia con fili luminosi di insegnamenti e sacrifici. Alberto ha camminato tra le pagine della storia, non solo come un erudito illuminato, ma come un'anima altruista che ha dedicato la sua esistenza a servire gli altri. Attraverso la sua penna e il suo impegno apostolico ha lasciato un'impronta eterna nel cuore della Chiesa e nella coscienza di chiunque cerchi la verità. Il suo rifiuto dell'episcopato, la sua scelta di ritirarsi nel silenzio del convento, parla di una modestia profonda e di un amore sincero per il divino. Nelle sue opere scientifiche, ascetiche e di pacificazione sociale si riflette il suo desiderio di unire la conoscenza con la spiritualità, dimostrando che la saggezza autentica si trova nell'equilibrio armonioso tra mente e spirito. Alberto Magno non è solo una figura del passato, è una guida spirituale che ci invita a riflettere sulla profondità delle nostre azioni, sull'umiltà nel servire gli altri e sulla ricerca costante della verità. La sua canonizzazione non è solo un atto formale, ma il riconoscimento di un'anima generosa che ha illuminato il cammino di tanti. In questo canto finale ci uniamo al coro della gratitudine per la vita di Alberto Magno, che la sua eredità di conoscenza, umiltà e amore per il prossimo possa continuare a risplendere nelle nostre vite. Che le pagine del suo racconto ispirino generazioni a venire a cercare la verità con occhi illuminati dalla fede e dalla compassione. La storia di Alberto Magno è più di un capitolo nei libri. È un richiamo eterno a perseguire il bene, ad abbracciare la conoscenza e a coltivare la fede con il cuore aperto. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.